ciao, semplicemente ciao. Disegno l'erba verde come la speranza, come frutta ancora acerba. E adesso un po' di blu, come la notte, di bianco come le sue stelle, con le sfumature gialle. Ciao a tutti e ben ritrovati alla nuova puntata di Estate Giovani. Siamo a Giaiette e stiamo per andare a conoscere i ragazzi delle scuole medie della parrocchia di San Giuseppe dei Piani di Ri. Siete curiosi? Allora andiamo! Qual è il tema del campo? Il tema del campo è Beati voi e abbiamo preso come tema le beatitudini e stiamo cercando di vederne alcune, non tutte. Abbiamo già visto Beati i poveri in spirito, dicendo appunto che la povertà non è l'indigenza, ma è quella di confidare nel Signore, di colui che si rende conto che Dio è la ricchezza più grande della propria vita e quella di saper condividere le cose con gli altri. Oggi abbiamo fatto Beati misericordiosi, quindi stiamo facendo il tema della riconciliazione. Si sono confessati questa mattina e ce n'è ancora qualcuno oggi pomeriggio da confessare. E come misericordia abbiamo scelto il brano della donna adultera, e dicendo appunto che Gesù, lo sguardo di Gesù è uno sguardo sempre di misericordia. Misericordia che abbiamo tradotto così, miseris cor dia. E quindi dare il nostro cuore agli altri, no? Ai miseri in modo particolare. E oggi hanno fatto un piccolo lavoro che sono i biscotti. Hanno fatto dei biscotti e gli abbiamo chiesto oggi di incartare questi biscotti, e questa sera si riscambieranno tra di loro proprio come segno di gratuità, come segno di misericordia tra di loro. Il tema come si sviluppa nell'arco delle giornate e ieri, i giorni scorsi, cosa avete fatto in particolare? Sì, niente, la sveglia al mattino, colazione, risistemazione della casa e poi un momento di proposta, lavoro di gruppo che in genere dopo la proposta, gioco fino a mezzogiorno quando si mangia e poi nel pomeriggio a volte c'è la ripresa del lavoro di gruppo del mattino. Come oggi ad esempio c'è stata la ripresa del lavoro di gruppo e poi il grande gioco del pomeriggio, e alla sera c'è il fuoco come al solito, scenette, giochi eccetera da campo. Da quanto tempo è che fai l'animatore? Ma io ormai è circa 7 anni che faccio l'animatore, non subito mi sono lanciata nei campi, poi dopo qualche anno mi è stata offerta questa opportunità che ho colto subito al volo perché non vedevo l'ora e niente, ora sono qua dopo 7 anni con ancora un sacco di voglia perché penso sia una cosa super emozionante stare con i ragazzi tutta la settimana, aiutarli nel loro percorso sia diciamo di fede che durante il gioco, mi diverto un sacco e quindi penso che questo mio percorso continuerà ancora un sacco di anni. Mi racconti come siete organizzati, quante squadre ci sono, quanti ragazzi, quali sono diciamo, le attività principali?
Sì, allora siamo circa 25 ragazzi, abbiamo qua al campo, 7-8 animatori, principalmente dividiamo sia la mattina che il pomeriggio in un momento, diciamo, di proposta comunque serio, che può essere anche poi al mattina proposta, al pomeriggio lavoro, e poi il resto del tempo lo dedichiamo al gioco, anche perché per non farli annoiare, diciamo. E sì, questo è un po' il nostro schema della giornata. Poi alla sera abbiamo anche qua alcune sere un po' più, diciamo, alcuni giochi statici. Una sera vedremo un film, questa sera invece abbiamo sempre giocato all'aria aperta, diciamo, per un po' staccarli dalla monotonia forse di quello che vivono tutti i giorni a Chiavari. Gli proponiamo attività diverse all'aria aperta, un po' più divertenti, penso. Quante squadre sono? 4 squadre, non avevamo tantissimi ragazzi, ma ci sembrava che 4 squadre potesse essere il numero giusto, almeno anche durante i vari giochi li raggruppiamo in 2 squadre, tutti possono giocare con tutti, ci sembrava la scelta migliore. E come, hanno un nome le squadre? No, fondamentalmente quest'anno non abbiamo dato un nome perché anche il tema non ci ha dato forse questa opportunità, non lo so, però siamo semplicemente divisi in 4 colori. Diciamo che poi le squadre non hanno, se non giusto nei servizi, non hanno nessun risvolto su quello che è il tema del campo, quindi sono semplicemente delle divisioni per una semplice gestione, ecco. E tu di che squadra fai parte? Io faccio parte della squadra dei blu, siamo io e un altro ragazzo come animatori di questa squadra, siamo 3 ragazzi, abbiamo 3 ragazzi maschi e 4 femmine, tutti simpatici, tutti intraprendenti, con voglia di fare qua al campo. Quindi... Qual è il compito della tua squadra oggi? Il compito della mia squadra oggi è stato quello di sistemare le camerate. Ieri avevamo quello invece di preparare la liturgia, oggi ci è toccato le camerate. È la prima volta che fai l'animatore, come ti trovi? Sì, è la prima volta e è stata una mia scelta, mi è stato chiesto dal prete e dopo un buon anno di catechismo in cui mi sono trovato molto bene ho apprezzato questa richiesta e ho deciso di partecipare. Per me appunto è la prima esperienza e mi trovo bene, sono nella stessa squadra di Mattia Novazzi che è più esperto e ha fatto diversi campi, e quindi sono un po' il suo assistente, diciamo, e lo aiuto nel gestire i giochi e le proposte giornaliere. Tu sei stato anche animato? Sì, ho già fatto parecchi campi da animato e parecchi di quelli che ora sono animatori insieme a me sono stati animatori miei, per cui li conosco bene, c'è un ottimo rapporto. Preferisci più essere animato o animatore? Sono 2 esperienze diverse, entrambe molto belle, perché l'animato forse fa più giochi, partecipa più, ha meno responsabilità sicuramente, mentre l'animatore ha più responsabilità, deve più cercare di rimanere concentrato, però comunque si dà qualcosa e si riceve qualcosa, sia essendo animatori che animati. È la tua prima esperienza che ti dà una responsabilità verso qualcuno, questa? Sì, è la prima esperienza in cui ho responsabilità su dei bambini, dei ragazzi. Qual è il tema del campo? Il tema del campo sono le beatitudini, ne affrontiamo una al giorno. Il primo giorno abbiamo letto il Vangelo e nel Vangelo ci sono le diverse beatitudini e ogni giorno ne affrontiamo una. E come si sviluppa questo tema proprio nel senso pratico? Si legge un Vangelo la mattina, un Vangelo in cui c'è, diciamo, un esempio fatto da Gesù della beatitudine, e poi si cerca di sviluppare con esempi pratici che riescano a far entrare bene nella testa dei ragazzi il messaggio del Vangelo. Quanto è lunga l'organizzazione di un campo estivo? Ci sono diversi incontri prima del campo, sono necessari per l'organizzazione, per i giochi, per le proposte, e si organizza tutto cioè ogni dettaglio della proposta, soprattutto viene deciso cosa si fa un giorno, il giorno dopo, il giorno ancora dopo. Siete 8 animatori, cos'è per voi la cosa più importante che vi lega più di tutti?
Sicuramente è divertirsi e far divertire i ragazzi, questo probabilmente è il centro, e cercare di passargli un messaggio che è poi il centro del campo. Che cosa stai facendo? Sto preparando un cartellone per ciò che faremo stasera, ovvero il Cluedo. È il cartellone con i personaggi, ogni personaggio ha una piccola descrizione e ci sarà appunto il morto e bisogna scoprire appunto chi ha commesso il delitto. E c'è Jasmine, che è una sposa, che è quella che verrà uccisa. Poi ci sarà lo sposo, che è Alessandro, che è appena tornato dalla guerra, infatti ha portato dagli Emirati Arabi Jasmine. E poi c'è Giovanni, che è un commilitone, un compagno di Alessandro, anche lui in guerra con lui, che fu salvato appunto da Alessandro perché era sotto tortura. Poi c'è Aurora, storica ragazza del liceo e che vuole appunto ancora mettersi con Alessandro e lo ama ancora. E poi c'è Andrea, che anche lì vecchio amico del liceo, che purtroppo è stato invalidato e allora non ha potuto continuare la sua carriera nel calcio. E poi c'è Karim, che è il fratello della sposa, unico invitato della sua famiglia, che tiene molto appunto alla famiglia, ma non dà molto peso neanche alle tradizioni, diciamo. Qual è lo scopo del gioco? Praticamente appunto scoprire chi ha ucciso la sposa e per scoprirlo ci sono vari indizi sparsi nel campo e il compito di ogni squadra è appunto andare in giro per il campo, trovare questi indizi e poi appunto formulare una tesi, ovvero chi è stato, con che cosa e appunto il motivo. E la trama chi l'ha pensata? Diciamo che abbiamo preso uno spunto e poi abbiamo modificato noi a nostro piacimento. Quindi è un gioco che si terrà questa sera, giusto? Sì, questa sera. Io sono Emanuele. Vittoria, Benedetta, Maria, Giacomo, Alice, Davide. Perché è la prima volta che fa un campo estivo? O tutti avete già fatto uno? Allora, partiamo da te. Cos'è che ti piace più di tutto dei campi? I giochi, Qual è il tuo gioco preferito? Lanciarossa. Come si gioca a Lanciarossa? Praticamente ci si divide in due squadre con un numero sulla schiena, cioè un cartellino con un numero sulla schiena, e lo scopo del gioco è non ricordo, cioè bisogna leggere il numero degli avversari e non farsi leggere il proprio. Quindi una volta che hai letto il numero dell'avversario cosa succede poi? L'avversario perde una vita. E quindi poi vince chi? Chi ha più vite? Chi ha più vite. Va bene. Il tuo gioco preferito invece? Il mio Stregone, ma sono tutti belli i giochi del campo. Stregone è un po' particolare, come si gioca? Sì, ci sono dei numeri che possono essere l'1 il 12, l'1 il 30 o l'1 il 51, cioè dall'1 al 51, e principalmente il duello si svolge quando ci si tocca e chi ha numero più alto vince, e quindi prende il cartellino col numero scritto dell'altro che ha perso. E ci sono più di due numeri particolari,
che sono 3 in realtà, l'1, il 2 e il 51. L'1 può essere preso da tutti tranne dal 51 e può prendere il 51, mentre il 51 prende tutti tranne l'1. Ecco, quanto tempo durano questi giochi? Ma dipende anche dalle squadre, l'equilibrio delle squadre. Qual è la tua squadra? La mia squadra è dei gialli quest'anno. E i gialli cosa fanno oggi? Ma oggi abbiamo giocato e abbiamo visto su dei video e poi stamattina ci siamo confessati e abbiamo fatto dei biscotti, questi qua, che poi ci siamo scambiati a vicenda. Ogni giorno avete un compito diverso e com'è andata oggi con i biscotti? Com'è andata la preparazione? Io non sapevo cosa fare, nessuno sapeva cosa fare. Avevi mai fatto un biscotto? Sì, Però oggi è stato un po' più complesso delle altre volte. sì, esatto, non sapevo cosa fare. E poi come avete fatto? Come avete risolto? Perché mi sembra che in mano tu ne abbia uno. Ci siamo dati delle idee a vicenda e quindi poi ce l'abbiamo fatta. Qual è stata la parte più difficile della preparazione dei biscotti? Il fare bene le forme, formare bene delle precise forme. Tu non è la prima volta che fai un campo estivo e anche gli altri anni sei venuta qui a Giaiette. Cos'è che ti piace più di tutto dei campi? Lo stare insieme agli altri, mi piace condividere alcune cose e divertirsi insieme, dormire insieme, mangiare, mi piace condividere le cose con gli altri. A proposito del dormire insieme, com'è la situazione delle camere, soprattutto quelle delle ragazze? Siete ordinate, disordinate? Come va in camera? Abbastanza disordinate, non è ordinatissima però non è neanche totalmente disordinata, ecco. Ma soltanto qui sei disordinata o anche a casa? No, anche a casa lascio in disordine. E invece qual è il tuo gioco preferito? Il mio gioco preferito è scacchi. Praticamente si gioca che si dividono in 2 squadre e c'è una regina che gioca a scalpo, che uno deve girare con un nastrino e giocare a prendere dietro l'altro giocatore. Poi c'è il re che deve giocare con lo scalpo, i piedi legati, che deve nascondersi e deve essere protetto dalla regina. Poi c'è la torre che fa lancia rossa. Poi il cavallo, che ci sono 2 persone, uno sopra l'altro, e quello sotto ha lo scalpo e quello sopra deve lanciare le palline. Poi c'è l'alfiere che ha tipo una bandana e c'è scritto all'incontrario una parola, gli altri devono indovinare quella. Ti ricordi qual è il tema del campo? Di che cosa parlate in questi giorni? Il tema del campo è la beatitudine. Le beatitudini sono 8, ma noi in questo campo ne trattiamo solo 5. Ecco, e quali sono quelle che ti hanno colpito di più? Fino ad adesso ne abbiamo fatte 2, beati i poveri e beati i misericordiosi. Sinceramente quella che mi ha colpito di più sono beati i poveri. Come si sviluppano le beatitudini, diciamo, all'interno delle giornate? Fate dei momenti, diciamo, dedicati? Sì, alterniamo dei momenti alla preghiera, come ad esempio di sera e un po' la mattina, e poi il resto è il gioco e pranzare e cenare. Quanti giorni dura il campo estivo? 6 giorni. E potete usare il telefono in questi giorni? Alla sera per chiamare i nostri e ti mancano tanto, mamma e papà? abbastanza. Sono Federico. Sono Maya. Angelica. Lorenzo. Sara. Luca. Allora, mi racconti un po' come sta andando questo campo, come è iniziato? Beh, sto campo qua è molto bello, ci fanno giocare, vabbè, ci sono i momenti in cui preghiamo e cantiamo tutti insieme, che sono dei momenti molto belli, ed è soprattutto bello che giochiamo nella natura senza usare il cellulare tutto il tempo, come faremo a casa, oppure giocando ai videogiochi. Avete appena finito di fare un momento un po' importante. Che cosa avete fatto? Avete un foglietto in mano e a cosa è servito? Questa mattina abbiamo preparato dei biscotti che poi ci siamo donati l'un l'altro e qua ce ne sono delle domande legate a questo. Ecco, che cosa c'è scritto in particolare? Che domande sono?
Qual era il biscotto più buono tra quello donato dagli animatori, che era in scatola, e quello del tuo compagno? Io ho scritto quello del mio compagno, primo perché non è che mi piacciono tanto quei biscotti, secondo perché comunque è bello ricevere una cosa da un tuo compagno. Come ci si sente quando si riceve qualcosa da qualcuno? Bene, ti senti apprezzato da quella persona e magari pensi che quello lì ti vuole bene, diciamo. È bello ricevere qualcosa dagli altri. Ecco, quindi ci sono momenti di riflessione e anche momenti di gioco. Per quanto riguarda la riflessione, si riflette anche molto sul tema del campo. Qual è? Le beatitudini. Fino adesso ne avete viste 2 in particolare. Come le avete sviluppate? Di mattina il Don ci spiega, diciamo, cosa vuol dire quella determinata beatitudine e diciamo che alla fine è finalizzato più che altro per riuscire a rispettarle, così. Ecco, fino adesso cos'è che ti è piaciuto più di tutto? Cos'è che ti ha colpito? In che senso? Un gioco, un momento, qualcosa che ti ha sorpresa, che ti ha stupita, che ti è piaciuto? Ieri quando siamo andati al lago e abbiamo giocato a stregone, tutti insieme nella natura. E qual è secondo te il gioco più bello? Scacchi. Scacchi, appunto, ne abbiamo già parlato, però mi racconti un po' come si gioca, quali sono le regole fondamentali? Allora, in questo gioco, proprio come gli scacchi, c'è una torre, un alfiere, una regina, un re e i pedoni. E il cavallo. Il cavallo sono 2 persone, una in spalla all'altro, e hanno uno scalpo che bisogna prendere. Il re invece gli si legano i piedi e bisogna nasconderlo. Insieme a lui di solito vanno un alfiere che ha una bandana con una scritta al contrario, che per prenderlo bisogna leggerla, e la regina che ha uno scalpo. E invece i pedoni hanno i numeri di lancia rossa e devono andare in giro a trovare il re. Qual è il ruolo più difficile secondo te? Il re, perché avendo i piedi legati uno non è che può scappare. Ci avevi già mai giocato prima o la prima volta? In tutti i campi che ho fatto questa è la prima volta. Invece, sempre sul tema dei giochi, qual è quello che ti piace meno? Ecco, perché a volte ci sono i giochi che ti piacciono tantissimo, anche quelli che piacciono meno. Mi piace di meno quello, come si chiama? Vabbè, stregone, perché non mi piace molto, perché è difficile, poi non capisci i numeri. E poi invece tutti gli altri mi piacciono. Il mio preferito è Lancia Rossa, che ci dovremmo giocare o di sera o di pomeriggio. Conoscevi già tutti i tuoi compagni, i tuoi amici, o hai fatto qualche amicizia nuova? Ho fatto qualche amicizia nuova. Ecco, com'è il rapporto col telefono nel campo estivo? Nel campo estivo il telefono si usa solo la notte e secondo me è una grande cosa, perché per tutta la giornata che di solito a casa siamo col telefono oppure a giocare con gli amici, queste cose qua, cioè gli amici giocare in casa, magari col telefono ci perdiamo questi momenti che sono in mezzo alla natura, che secondo me sono i più belli. E infatti adesso ce li hanno tolti e li usiamo solo la sera e secondo me è una bellissima cosa. Non ti manca un po' usare il telefono, la PlayStation, la televisione? No, non molto, perché comunque c'è la televisione, guardiamo 2 minuti, uno spezzone di filmato e poi la televisione, poi la guarderemo un film l'ultimo giorno. E comunque in generale no, perché il tempo che utilizziamo per i telefoni lo spendiamo in giochi di gruppo che sono molto più belli. Tu di che squadra sei? Blu. E oggi i blu cosa hanno fatto? I blu hanno giocato insieme ai rossi a scacchi e abbiamo vinto e abbiamo festeggiato un sacco e siamo divertiti tantissimo comunque in generale. Annalisa, Noemi, Lucia, Niccolò, Simone. Avete fatto un momento di riflessione. Di che cosa avete parlato? Di quello che noi possiamo formare con il nostro cuore, con la nostra passione, e se lo facciamo noi è meglio che qualunque cosa è prodotta da delle macchine. Che cosa avete fatto oggi? Dei biscotti. Come è andata la preparazione dei biscotti? Qual è stata la parte un po' più difficile? Avere qualcosa, una struttura, un disegno, una forma da costruire.
È la prima volta che facevi dei biscotti o li avevi già fatti? No, li avevo già fatti. A cosa sono serviti questi biscotti che avete realizzato? Per capire cosa... non so. A chi li avete dati poi? Li abbiamo dati perché abbiamo pescato dei bigliettini con dei nostri nomi e poi pescando il bigliettino c'era scritto il nome e l'abbiamo donato al nome che c'era scritto sul bigliettino. Ecco, che cosa si prova a donare qualcosa e anche a ricevere qualcosa in dono? A donare si prova felicità perché comunque vedi che qualcuno quando ti dona una cosa vuol dire che ti vuole bene, lo fa con affetto. No, a ricevere, scusa. E a donare la stessa cosa, perché doni quando a una persona vuoi bene e provi affetto per lei. Ci sono piaciuti i biscotti? Sì. Erano buoni? Sì. Di che squadra siete voi? Rossi. Ecco, i rossi oggi che compito avevano? Lo stesso di tutti gli altri, di fare i biscotti. Ma ogni giorno ogni squadra ha un compito diverso oppure appunto come funziona? No, ogni giorno abbiamo una coppia di squadre e giochiamo contro con dei giochi. E qual è il gioco che avete fatto oggi? Scacchi. Com'è andata la partita? Hanno vinto i rossi con i blu e ci siamo divertiti. Qual è stato il tuo ruolo? Ho fatto il pedone e poi la torre. È la prima volta che giocavi o avevi già giocato? Avevo già giocato. E invece cos'è che ti piace più di tutto del campo estivo, di questa esperienza trascorsa tutti insieme? Mi piace innanzitutto i giochi che sono preparati bene e poi mi piace anche lavorare perché è divertente e si può stare insieme tutti. È la prima volta che vieni o ne hai già fatti degli altri di campi? No, ne avevo già fatti l'anno scorso e 2 anni fa. E consiglieresti mai ad un tuo amico questa esperienza? Certo. Perché? Qual è la cosa che più di tutto può affascinare? Quello di stare insieme e pregare per Dio. Ecco, stare insieme è bellissimo perché si gioca, ci si diverte, però a volte non è poi così semplice. Quali sono secondo te le difficoltà maggiori nel non stare tutti insieme? Ma a volte fare amicizia con compagni che non conosci e poi parlare sempre con loro. Come siete organizzati con le camere? Siete ordinati, disordinati, riuscite a gestirvi bene? Siamo ordinati. Sei sicuro? Sento ridere alle mie spalle. Sì. Come va la gestione appunto della camera? Ti senti comunque abbastanza autonomo oppure... Sì. Quindi la camera dei maschi mi confermi che è ordinata? Lo confermate anche voi? No. Però io ho saputo anche che la camera delle femmine non è poi così ordinata. Io non dico che sono ordinate. Ok, quindi ecco ci sono delle discussioni sull'ordine. Cos'è che ti piace più di tutto di questa esperienza? Stare con gli amici. Matteo. Mattia. Barbara. Lucrezia. Arianna. Francesco. Sofia. Allora, che cosa avete fatto adesso? Avete fatto un momento particolare? A cosa era dedicato? Alla misericordia. Sulla misericordia abbiamo dovuto fare dei biscotti che poi abbiamo donato ad altre persone ci hanno dato dei biscotti. In più abbiamo anche ricevuto i biscotti che ci danno a colazione. E com'è andata? Com'è stato fare questi biscotti? Bello, è stato bello. Tu avevi già mai fatto dei biscotti a casa o questa per te la prima volta? Una volta ho fatto dei biscotti. Oggi com'è andata? È andata bene? Sono venuti buoni? Sì, sono venuti buoni.
Allora mi racconti un po' cosa avete fatto oggi? Voi di che squadra siete? Siete la squadra verde. Cosa hanno fatto i verdi oggi? Si sono svegliati, si sono vestiti, poi cosa hanno fatto? Colazione, dopo colazione? Dopo colazione abbiamo cantato, essendo che i verdi erano oggi di liturgia. E poi dopo i canti cosa avete fatto? Qualche attività particolare, qualche gioco? Dove siete andati? Tipo scalpo normale con scalpo selvaggio. Scalpo sarebbe un gioco che abbiamo un cordino praticamente dietro dalla schiena, che cioè, tu con una mano devi, quello normale, devi riuscire a prendere l'altro cordino senza farti prendere prima il tuo. Ho saputo dai tuoi compagni che sei molto bravo a giocare a scalpo, è vero? Oppure è un complimento che ti hanno fatto loro? No, non sono proprio negato a giocare a scalpo io. Non ti piace quindi proprio? Piacere mi piace, soltanto che non sono capace a giocarci proprio. Qual è il tuo gioco preferito? Stregone e lanciarossa. Come si gioca a stregone? Stregone abbiamo 2 totem che ci assegnano gli animatori a noi ragazzi da nascondere. Siamo 2 squadre, quindi dobbiamo nasconderli e non farlo trovare dagli altri. Ci sono degli attaccanti con dei numeri e dei difensori con dei numeri, tipo difensori partono verso dal 29 fino al 27 più o meno. Gli attaccanti vanno e vengono dalla base, vanno avanti e indietro e devono cercare di andare a prendere il totem e portarlo in base. Come siete divise nelle camere? Come siete organizzate? Quante siete? Nella camera dove sono io siamo 3 ragazze e poi c'è l'animatrice. Poi ci sono, a differenza di età, ci sono un'altra camera, mi sembra da 6, con un'animatrice che è sempre di prima. Poi ci sono quelle di seconda e quelle di terza e i ragazzi stanno nelle camere più grandi visto che così li mettono tutti insieme. Com'è la camera delle femmine? Ordinata, disordinata? La nostra è un po' disordinata perché non è una delle più grandi, essendo anche in 4, e dobbiamo stare attenti perché ci calpestiamo a vicenda le valigie e i vestiti. Però... E la sera vi addormentate subito oppure fate tardi, rimanete a parlare, vi fate sgridare dall'animatrice? Dipende un po', ultimamente però siamo andati subito a dormire visto che ci avevano detto che ci alzavamo la mattina presto, che poi dovevamo andare a giocare e avevamo delle giornate impegnative. Mi racconti un po', diciamo, il tema del campo, di che cosa state parlando in questi giorni, insieme anche a Don Stefano? Stiamo parlando delle beatitudini, oggi ci siamo confessati e facciamo dei momenti di gioco e dei momenti di preghiera e anche di canto. E ogni sera abbiamo un cordino di tipo questi e dobbiamo metterci un anello, infilarlo dentro e poi aggiungerci delle letterine ogni sera. Ieri sera era la B, oggi penso che sarà la E, poi la Beati penso che sia la parola. E com'è stato preparare i biscotti? Te l'aspettavi poi che questi biscotti li donavate a vicenda ai vostri compagni? No, non me l'aspettavo, però quando ci hanno detto che dovevamo impacchettarli come regalo, allora avevo mezzo capito che dovevamo darli ai nostri compagni. Ci hanno fatto prendere il nome da un sacchettino e poi quando abbiamo aperto il nome dovevamo andare a consegnare il biscotto al compagno che c'era scritto sul biglietto. Ti manca tanto tua mamma, tuo papà? Sei riuscita a sentirli? Potete usare il telefono? Come funziona? Sì, li sentiamo alla sera dopo aver mangiato, li chiamiamo, abbiamo mezz'ora per chiamarli e ognuno poi si lava i denti e si prepara per la sera e a me non mancano tanto perché ci sono abbastanza abituata, però mi piacerebbe tornare a chiamarli e riabbracciarli. Quindi quando ci si diverte, quando si sta bene, si pensa un po' meno ai genitori, anche un po' meno al telefono. Sì, soprattutto riusciamo a stare meno col telefono, meno attaccati alle tecnologie ed è molto bello perché ci si diverte molto di più. Qual è il momento che ti ha divertito e ti ha reso più felice di tutti in questi giorni? È il momento in cui si giocava.
E qual è il tuo gioco cioè il gioco preferito? Scacchi, che abbiamo fatto oggi. E com'è andata? Come si gioca a scacchi? Qual è stato il tuo ruolo? Il mio ruolo era quello della maggior parte dei miei compagni, che dovevano tenere un numero sulla schiena e gli avversari dovevano leggercelo. Poi c'erano anche altri giocatori, tra cui un re e una regina, che si dovevano nascondere. Poi c'era il cavallo, che era la maggior parte delle volte un animatore, che portava sulle spalle un animato, e l'animato per prendere gli avversari doveva lanciare una pallina. E dove avete giocato? Intorno alla casa o siete andati da qualche parte? Abbiamo giocato per tutta la casa, poi giù nel bosco di qua fino alla strada, e su fin dove volevamo. Mi racconti un po' come sono questi animatori? Sono severi? Sono cattivi oppure sono buoni? Vi fanno divertire? Come va? Sono simpatici. E senti un po', che tipo di riflessioni avete fatto? Cosa vuol dire la misericordia? Che vuol dire donare il cuore agli altri. Sono felice perché giocandoci insieme ci divertiamo. Hai conosciuto qualche ragazzo nuovo oppure più o meno vi conoscevate già tutti? Più o meno ci conoscevamo tutti. Quindi è anche un modo per fortificare i rapporti. E cos'è secondo te che fortifica più di tutto il rapporto? Qual è il momento più importante? Giocare insieme oppure stare insieme molti giorni. Ciao, semplicemente ciao. Disegno l'erba verde come la speranza, come frutta ancora acerba. E adesso un po' di blu, come la notte, di bianco come le sue stelle, con le sfumature gialle. Che mi fa